Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi giornata dell'Epifania con i tradizionali falò che saranno bruciati sul territorio in attesa del Pignarol Grande di Coia di Tarcento. Alcuni primi responsi sono arrivati dai pignaroli bruciati ieri sera. I più ammirati sono stati quelli di Lignano Sabbiadoro e di Pieris che hanno richiamato migliaia di spettatori. Vediamo. Accesi ieri pomeriggio i primi fuochi epifanici del Friuli Venezia Giulia. Il rituale millenario che simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio, le cui origini si perdono oltre la notte dei tempi, coinvolge tutti i 215 comuni della regione ed è così tanto sentito che spesso viene organizzato anche nelle più piccole frazioni e località, dalla destra Tagliamento alla Bassa Friulana, dall'Isontino alla Carnia. Tra i più grandi falò accesi giovedì sera troviamo senza dubbio la foghera di Lignano Sabbiadoro, allestita sulla spiaggia in prossimità di Terrazza Mare. Qui, davanti a migliaia di spettatori, è stata una befana arrivata sull'arenile in barca a far divampare le fiamme e a dare fuoco all'immenso covone preparato con cura dagli alpini e dalla proloco locale. Le scintille sono volate verso nord, indicando un anno incerto. Auspici più ottimisti invece dalla sema della barca di Pieris. La grande pira ha predetto un anno di buone speranze e si è confermato uno degli appuntamenti più amati della zona, anche grazie alla raccolta fondi destinata all'Associazione per Malati Oncologici Spiraglio di Monfalcone. 250 i litri di vin brûlé bevuti, 45 kg di risotto mangiati. Questi siamo noi. Siamo alla sema della barca, facciamo festa insieme e festa solo per dare una mano a chi ha più bisogno di noi. E questa mattina si è svolta la suggestiva cerimonia cividale del Friuli con la messa dello Spadone, il rito solenne che celebra il giorno dell'Epifania nel Duomo cittadino. A seguirlo per noi c'era Alexis Savo. Una tradizione che si rinnova, la messa dello Spadone cividale del Friuli. Sindaco Daniela Bernardi, finalmente si ritorna nella tradizione alla normalità. Sì, infatti questo è il bello del 2023. Ripartiamo dopo 2 anni di fermo, non dovuti ovviamente a noi, ma a causa di forza maggiore, ripartiamo veramente alla grande. Le campane, anche queste sono sinonimo di veramente una grande festa, una messa dello Spadone che è un momento di celebrazione solenne ed importante, dove la storia viene ripercorsa e ovviamente a conclusione della messa la rievocazione dell'ingresso di Marquardo von Randeck, il patriarca in Cividale, con tutti i figuranti che si stanno prodigando per poterci regalare un momento affascinante proprio di questo ingresso. La giornata è favorevole per loro, io penso sempre ai figuranti perché devono stare fermi e se c'è tanto freddo ovviamente loro patiscono per poterci regalare questi momenti, ma allo stesso modo con il 2023 ripartiamo anche con il ricordo. Più di 30 anni fa è partita la rievocazione storica e con delle persone che sono stati promotori e che ora purtroppo non ci sono più, e con tanti anche figuranti che hanno partecipato all'inizio e poi nel percorso della vita purtroppo li abbiamo persi, ma ci hanno lasciato una grande eredità ed i giovani e tutti noi vogliamo continuare con questo messaggio. La storia a Cividale 1366 è partita facendo grande Cividale, continuiamo a farla grande con tutti i ricordi. La storia deve essere alla base delle radici di tutta la vita di ogni cittadino. E da Cividale ci spostiamo a Gemona per la messa del Tallero, la moneta d'argento che durante la funzione religiosa viene consegnata dal sindaco alla Chiesa come simbolo di concordia e collaborazione tra i poteri temporale e spirituale. Ci colleghiamo in diretta con Isabella Gregorato, a te. Un saluto a tutti i nostri amici telespettatori da Gemona, dove si stanno concludendo i festeggiamenti in occasione della messa del Tallero. Ci sono ancora dei gruppi che stanno uscendo dal Duomo, dove si è appena svolto appunto il rito religioso. Non si vedeva così tanta partecipazione da diverso tempo. Con noi l'assessora alla cultura del comune di Gemona, Flavia Virilli. Abbiamo detto mai tanta gente come quest'anno, era da tempo che non si vedeva.
Sì, in effetti si registra questo desiderio di tornare in comunità ed è una cosa che riempie il cuore dopo questi anni difficili che tutti abbiamo attraversato nelle nostre cittadine. Pertanto questa Epifania è anche un po' una rinascita di una tradizione che da secoli si continua a Gemona, ma che appunto aveva avuto una pausa obbligata. Devo dire la partecipazione è stata anche importante da parte della Proloco, dei comitati di Borgata, perché è da ieri che si festeggia. Sono arrivati praticamente anche i comitati di Borgata, sono arrivati anche da tutta la regione, anche da altre località, non solo da Gemona. No? I figuranti assolutamente, sì. ma da ieri sera si è cominciato con la benedizione del sale e dell'acqua, la benedizione degli stendardi delle borgate, e quindi si è poi creata questa tensione verso oggi, dove è culminata nel rito ovviamente della messa del Tallero. Abbiamo presente anche la comunità di Felden per una messa preziosa, ricca, curata con attenzione dalla nostra parrocchia, e con la messa di Sofianopulo, che è veramente un'esperienza culturale. Devo dire intrisa anche di richiami fra passato e presente. Lo abbiamo visto al capitano del popolo che trapassato appunto il presente del sindaco, con questo Tallero si reca a dare omaggio alla comunità religiosa verso il Duomo. E parliamo anche di un messaggio, al di là del messaggio religioso lanciato da Don Valentino Costante, c'è anche il fatto di un recupero storico, recupero culturale. Pomponia Malteo, le opere vanno recuperate per il cinquantennale, per il 50° dal terremoto. Ci stiamo lavorando con grande impegno, come sapete questi sono progetti che non si esauriscono in pochi mesi, neanche in pochi anni, però l'idea c'è e sicuramente verranno mostrati al pubblico appena possibile, speriamo sia davvero presto. Bene, ringraziamo l'assessore alla cultura del comune di Gemona, Flavia Virili. Qui per il momento da Gemona è tutto. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese, restituisco la linea allo studio ricordando che questa sera ci sarà proprio uno speciale dedicato anche alla messa del Tallero qui di Gemona. A voi studio. Grazie Isabella Gregorato, speciale che andrà in onda a partire dalle 21. La cronaca: è morto nella notte a 58 anni Gianluca Vialli, l'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e della nazionale italiana. Era ricoverato a Londra per contrastare il tumore al pancreas che l'aveva colpito nel 2017. Pochi giorni fa Vialli si era dimesso dagli impegni con gli azzurri, per cui ricopriva il ruolo di capodelegazione per concentrarsi proprio alla lotta alla malattia. Insieme al suo ex compagno di squadra Roberto Mancini era stato tra i protagonisti della vittoria dell'ultimo europeo nel 2021 in Friuli. Lo piangono anche i tanti calciatori che con lui o hanno giocato contro oppure hanno condiviso le maglie di gioco. Una donna è stata soccorsa questa mattina per le ferite riportate a seguito di una caduta sulle piste di sci dello Zoncolan dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 transitata puntualmente dalla centrale della struttura operativa regionale. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice giallo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Cambiamo argomento: aumentano i nuclei familiari in difficoltà in cerca di beni di prima necessità. Tra le circa 1800 famiglie aiutate a Udine, 120 sono sostenute dal centro di distribuzione San Pio X, una situazione difficile segnata anche da una diminuzione delle offerte e delle donazioni. Vediamo. È da questo piccolo balconcino della parrocchia di San Pio X che ogni settimana vengono distribuiti gli aiuti destinati alle persone in difficoltà residenti o domiciliate a sud di Udine. Il 2022 ha visto incrementare notevolmente il numero dei bisognosi e la richiesta di generi alimentari ha avuto una particolare impennata in questi giorni festivi. Sono diverse le persone che sono cadute, anche perché adesso con l'aumento delle bollette molte famiglie sono venute veramente a chiedere se possiamo aiutarle o come possiamo fare, perché Due le preoccupazioni maggiori tra chi opera nel centro di distribuzione di San Pio X, ad iniziare dalla progressiva perdita di fedeli. C'è stato un piccolo calo della presenza in chiesa, questo evidentemente fa calare un po' le entrate. È chiaro che le entrate che si fanno nella chiesa non sono solo per la carità, sono anche per il mantenimento delle strutture che spesso hanno dei grandi costi. La seconda preoccupazione, infine, riguarda la prossima cancellazione del reddito di cittadinanza. E ci contano su quello, togliendo quello non so proprio cosa succederà. Il problema è anche un po' forse che non è così facile come sembra trovare lavoro.
La pandemia, il Friuli Venezia Giulia assieme a Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta resta classificata a basso rischio sul fronte Covid. 3 invece i territori che vengono tenuti sotto controllo in maniera significativa, passati ad alto rischio, Lazio, Puglia e Umbria. Tutte le altre regioni, passate da 5 a 12, sono a rischio moderato. Sarebbero 3.000 le utenze che a Pordenone non hanno mai pagato la tassa sui rifiuti. Oltre a nomi celebri è stato scoperto un condominio i cui residenti non hanno mai versato un centesimo. Da alcuni nomi eccellenti perché particolarmente conosciuti in città e non solo, ad un intero condominio non censito. È lunga la lista degli evasori totali della Tari, che da anni non ha mai pagato la tassa sui rifiuti. I controlli incrociati del comune di Pordenone e del gestore del servizio Ogea hanno fatto emergere situazioni che hanno dell'incredibile. Abbiamo trovato, grazie agli appostamenti, un intero condominio non registrato alla Tari, ma in realtà stiamo scoprendo cose abbastanza singolari, cioè nomi eccellenti direi, no? Che per privacy ovviamente non possiamo dire. Si parla di almeno 3.000 utenze fantasma. Migliaia di utenze che non si sono mai registrate alla Tari, sono dei fantasmi, degli evasori totali, che stiamo però intercettando un po' alla volta. C'è una coda lunghissima presso gli uffici della GEA di gente che si sta registrando. Non è un atto vessatorio, ma al contrario un atto di equità, cioè stiamo scoprendo persone che per anni non hanno mai pagato il tributo locale sui rifiuti e conseguentemente tutti i costi legati alla raccolta e allo smaltimento erano in carico ai pordenonesi che pagavano. Adesso un po' alla volta, non potendo ritirare i bidoncini e non potendo ovviamente mettere altrove i rifiuti, li buttano per terra. Stanno fioccando le multe, ma stanno anche arrivando alla spicciolata, ma direi in maniera anche abbastanza corposa, tutti i cittadini che sanno che devono pagare 5 anni di tributi arretrati. E per gli amanti degli animali è stata lanciata una raccolta firme per chiedere alla Regione di attivare la sanità veterinaria di emergenza. Realizzare uno studio per istituire un sistema di sanità pubblica veterinario che preveda un'area dedicata alle emergenze e alla medicina di base. La raccolta firme è stata lanciata dalla pagina Facebook Sanità Pubblica Veterinaria FVG, da dove si potrà vedere anche dove saranno collocati i punti per raccogliere le firme, che verranno poi presentate in Consiglio regionale. Gli animali d'affezione ormai sono una componente ormai diffusissima nella nostra società, generano un indotto importante dal punto di vista economico e soprattutto sono un guadagno per quanto riguarda la qualità della vita dei proprietari, dall'attività fisica che magari fa chi ha un cane nel muoversi, dalla socialità maggiore che può avere un anziano, al bambino che sviluppa delle attenzioni particolari verso l'altro essere vivente. Oltre alla sanità veterinaria, la raccolta firma chiede il finanziamento di una linea contributiva di calmieramento totale in rimborso delle spese veterinarie e un rimborso per le spese degli animali di affezione ritenuti di pubblica utilità, come le unità cinofile volontarie. È tutto, vi ricordo a seguire l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata sui programmi di Telefriuli.